maschile e Andrew Howe è rimasto a 7,68. questo sostanzialmente. Chi è rimasto fuori dei nomi di un certo peso, tanto Kevin Ogiano, attenzione, non è finita ancora, Kevin Ogiano c'è un ancora, salto, c'è ancora. non ha le formichetti anche. E qui siamo alla seconda semifinale degli 800 femminili. Poi ci saranno quelli maschili e poi i 400 del decathlon. Questa batteria 2 con, abbiamo visto la grafica, abbiamo visto tante cose, ma adesso ricordo Elisa Serafini, Roma Acquacetosa, Gaia Tarsi, GS Valsugana Trentino. Bene hanno fatto tutte e due, soprattutto questa seconda ai campionati di Bressanone e Unione sempre promessa. Poi Marta Zenoni che allieva, i campionati italiani allievi erano a Jesolo. Marta Zenoni che è in terza posizione, ragazza molto grande, che è molto bella. Sorella fa le siepi a qualche anno di più, tra l'altro si intravede solo, allenata da Saro Naso, siciliano trapiantato a Bergamo, si intravede solo la differenza di età tra la piccola, fa per dire perché è 1,80 m, e la grande delle Federica Zenoni, delle Zenoni. Poi Natascia Meneghini dell'Aristide Coin Venezia 1949, Flavia Ferrari atletica studentesca Rieti Andrea Milardi, Gaia Pigolotti nuova atletica varese, Chantal Scotti prosesto atletica, Eleonora Vandi atletica Avis Macerata che ha vinto tanti campionati del Mediterraneo, da poco a Tunisi delle Under 23, seconda, Zenoni è terza. Tu sai che il 2:1,91 di Marta Zenoni fatto a Bellinzona pochi giorni fa è un semimiracolo ripescato grazie a un collega? Perché lei perché aveva corso il Golden Gala qualche giorno prima cadendo, ma poi lei ha fatto questa gara e è finita abbastanza indietro in questa gara qua, fatta di atlete tutte più grandi di lei. Era nona o decima, adesso non ricordo più il piazzamento, e i giudici d'arrivo gli hanno dato un tempo intorno ai 2,3, 2,4. Quindi il puntino della persona, tempo a casaccio. Eleonora Vandi e Marta Zenoni intanto. Prime due, quindi guarda, Marta Zenoni che mamma se le pesa, però ma sì dai, per stavolta vai avanti tu. Secondo me a Marta Zenoni non impegnarsi per portarmi al primo posto un po' pesante, però dai, tanto passiamo al turno tutte e due e andiamo in finale. Allora un collega che con un blog non ha dignità, ben impaginato, ben proposto, ben curato, sì. E lui ha notato che il tempo non corrispondeva a quello che si era visto, è andato dai giudici e ha chiesto la revisione del risultato. Giudici svizzeri, attenzione, con i secondi e i centesimi dovrebbero avere dimestichezza e magari anche orgoglio. E invece quello è il terzo posto di Gaia Tars che è molto soddisfatta, è andata al suo primato. Invece in quell'occasione il vero svizzero è stato il giornalista milanese, più milanese di uno che si chiama Brambilla. Il signor Brambilla è andato e è stato riconosciuto. Gaia Tarsi fa 2,08,33 per un centesimo, fa il suo primato. Vediamo.